9 ore senza corrente elettrica per i frigoriferi delle botteghe dello storico Salone di Padova. Il blackout nella notte tra martedì e mercoledì. L'emergenza è scattata intorno alle 23. A saltare è stato un quadro elettrico antincendio che ha provocato la sospensione della corrente elettrica in molte delle 42 botteghe. Alberto Cisotto del Consorzio Salone ha allertato subito l'Enel, poi i vigili del fuoco, visto che il problema era in un quadro elettrico antincendio, quindi gli addetti del comune per trovare un elettricista. Alla mattina è arrivato il pronto intervento del comune e lì un po' alla volta hanno riattivato tutti quanti i contattori. Ci sono stati dei negozi che hanno avuto della gastronomia che ha deperito, comunque è stata subito gettata via tutto quello che è andato a male, diciamo, e perché siamo anche assicurati, fortunatamente siamo assicurati e abbiamo ripristinato con tutto il fresco. I danni maggiori per gli alimenti delle gastronomie, quasi tutto è andato buttato per garantire sicurezza alimentare ai clienti vista l'interruzione della catena del fresco. Ci sono stati dei negozi che sono stati senza corrente e certi negozi che per esempio avevano la corrente come il mio, per esempio io non ho mai avuto nessun danno perché ho sempre avuto la corrente. Diciamo che la merce deperita non è stata grandissime quantità perché era più la gastronomia e qualche pescheria che hanno anche la gastronomia, ecco, quella roba lì è stata subito gettata via. Penalizzate anche alcune macellerie e la pescheria che ha dovuto gettare molto pesce. Ha provocato parecchie perdite, soprattutto sulla cella del congelamento, cella del fresco e anche il frigo della gastronomia, dove abbiamo tutti i prodotti di gastronomia che abbiamo dovuto buttare via. È stato un bel colpo e adesso stanno ancora calcolando il danno. Fortunatamente tutto è ritornato alla normalità e i prodotti freschi sono stati ripristinati, dicono i commercianti che vogliono prima di tutto rassicurare i clienti.